Sia chiaro, 1200 giorni di lavoro non sono esattamente pochi, persino in Italia, a proposito di grandi opere. Il cavalcavia che unisce Nove a Marostica, tra via Fracone e via Levà, ha comunque visto finalmente il momento di rimuovere le barriere e di permettere il ripristino della viabilità ordinaria sconvolta da anni. C'è da dire, come spiega chi ha in mano i cantieri, che ci sono molti ostacoli, a cominciare dal continuo spostamento del tracciato della nuova Gasparona, visto che in qualche modo bisognava continuare a garantire le circolazioni di merci e persone durante la costruzione della pedemontana. Alla fine i sindaci di Marostica e Nove possono tirare un sospiro di sollievo e sperare nell'impatto positivo del nuovo tratto di pedemontana. Da un lato Raffaella Campagnolo sottolinea come i raccordi tra superstrade e viabilità ordinaria debbano ancora essere messi alla prova, mentre Matteo Mozzo si concentrerà sulle ciclabili marosticensi. A questo punto, se questo ponte è pronto, resta ancora quello di Bassano all'altezza dell'emisfero, che sta andando avanti ma non sarà a posto prima del 2020, quando si dovrebbe aprire la pedemontana almeno fino alla città, iniziando a mostrare veramente l'importanza della nuova grande arteria, sperando che nel frattempo non si rompano altre barriere antirumore prima ancora dell'inaugurazione.